Revine Lago. Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze di chi segue. Oggi un video disimpegnato, nel senso che stiamo andando a mangiare alla Caserra Vecchia, si trova a Pian delle Femmine. Era molto carina la strada, divertente, piena di curve per arrivarci da Revine Lago, quindi a Pian delle Femmine. Adesso passiamo qui in mezzo al paesello, si gira a destra e si sale. Non lo so in macchina, ma in moto l'abbiamo fatta una volta ed è davvero divertente, quindi con l'occasione volevo farci un video. Eccola qua. Questo è il cimitero, passa l'anima loro. Sì, a memoria, dai, è qui, sta adesso a destra, perfetto. Vedete che è molto ripida la strada. Qui siamo appena usciti dall'autostrada per Vittorio Veneto Nord, venendo da Mestre. In un'oretta circa si arriva fino a su. Mi ho fatto un 3/4 d'ora. Guardate che bello questo borgo. E non vedo niente. E praticamente so dove devo andare. Dovevamo andare di là, ma qua mi sa che è il GPS che perde colpi. Comunque non dura tanto, penso in 10 minuti lascio il video integrale. La salita e curve non da poco, con la nostra Escape, sempre all'avventura. Somma Villa Tomasi, questa è la chiesetta. Ecco, adesso ci arriviamo al passo. E qui vedete nel navigatore, ora appena sta una zona d'ombra, tutta la serie di curve e curvette. Vediamo se riesco a farvi vedere, poi mi dedico alla strada. Eccolo là. Poca gente perché non è tanto conosciuto, poi mi pare che loro abbiano fatto dei lavori a giugno e luglio di ristrutturazione. Poi arrivando lì sì, c'è parecchia gente, si vede che anche l'orario. Comunque anche l'altra volta che eravamo stati non c'era grande affluenza. Queste sono belle, vedete, tutti la seconda e terza. Magari la seconda è meglio. Non devo esagerare perché Giulietta l'altra volta è stata male. Come ti senti, amore? Sicura? Sì, che bella. Sì, perché un'altra volta quasi vomitato. Sì, l'altra volta era verde ciccia. Poi era freddo, ci hanno messi in fondo all'interno di questo ristorante Malga Rifugio Caserra, come si chiama. In fondo c'è un forno, era inverno, c'era freddo, ci hanno messi davanti alla stufa. Si stava veramente bene, questo formaggio fuso funghi, prosciutto affettato, insomma una figata. Il pastin, salsiccia. Poi tra l'altro una volta arrivati lì al ristorante, invece di lasciare la macchina al parcheggio e la moto al parcheggio dove ci sono le auto, c'è un pezzettino di strada sterrata, ma proprio 50 metri, e con la moto ci portiamo all'imbocco del ristorante.
molto piano perché non siamo andati tranquilli anche in autostrada 110, 115. Oggi proprio giornata relax dopo lo stelvio delle 2 settimane fa. Il video che è costato una ventina di ore e passa di lavoro e una settimana di recupero perché tra l'altro anche lavorando, insomma. Il cervello non stacca proprio, però per chi fa lo youtuber tra virgolette come noi sa che a un certo punto dopo una settimana arriva l'astinenza da video. Andando danando, una volta andiamo danando. Qui ho il GPS che è un po' decentrato stamattina. Vi ricordo che tutta in salita non si percepisce tanto dal video, però è bella in salita. Sto peggio dello stelvio. Curva secca. Tornanti a destra in salita sono le cose peggiori. C'è un po' di rettilineo, tiriamo l'escape, faccio sentire su di giri. Com'è? E volendo, finta che sia una moto da corsa, magari seconda meglio di no, ma la terza e quarta la puoi tenere su di giri. Va bene, queste non sono strade da fare questo tipo di esperimenti. Queste cose si possono fare per esempio su a Pedavena dove non c'è troppa salita. Madonna della neve. Salita. Aspettiamo l'ambiente. Madonnina. Questa abitare qua. Tavola. E queste casette. Sono compatto. Questa è la mia presa larga. Salai. Buono Pupi. Guardate che bello qua. Non so se si è visto, siamo parecchi alti, si vede tutta la pianura lì sotto. Inizia. Qua purtroppo è pieno di alberi, quindi non si vede giù. Comunque siamo quasi arrivati. Fra 9 minuti. Asfalto nuovissimo questo, Mi piace il contrasto dei colori, verde, cielo, le nuvolette. Comunque ragazzi, siamo moderatamente alti, la temperatura si è scesa di un paio di gradi, però oggi c'è forse la giornata più calda dell'estate questa. Lì in città c'erano 32 gradi, si moriva, infatti non sapevamo se salire. Qua adesso in mezzo alla vegetazione c'è questo frescolino che ben, quando va via il sole si sta proprio meglio. Però poi abbiamo detto no, non si può stare a casa con una giornata del genere.
che secca. Qui non si vede, però oltre alla pendenza, quindi salite e discese, c'è anche l'inclinazione della strada, che a volte coincide con le curve e non è il top. Cazzi che non è sterrato, perché sennò è ancora peggio. La gomma, ecco, aspetta che facciamo vedere da qua, c'è una bella vista, scusate. Amore, che bello da qua. L'amico con la moto, vediamo. Insomma, era bella, sembrava una Brixton. Che Michela, in mezzo ai boschi. Che bello che non c'è nessuno. Non è che ce l'abbiamo con la gente, che a vedere le strade così senza macchine, tutto un altro andare. Purtroppo ci sono dei posti, questo l'abbiamo scoperto così per caso guardando Google Maps in modalità satellite, scoprono un sacco di posti interessanti. Però i primi anni che andavo su in moto, chiaramente si frequentavano i posti più comuni, tipo Piancavallo, i soliti posti sulle Dolomiti Bellunesi e il lago di Santa Croce, che sono molto suggestivi, però sono strapieni di gente, perché anche per arrivare in macchina si fa prima con le famiglie, eccetera, quindi la domenica c'è il disastro. Ora vediamo com'è la situazione lì. Cinque minuti. Caserra, vedete che ci sono altre caserne nel mentre, però poi ci informiamo. Ne ho viste almeno 4 fino adesso. Bella questa serie è bellissima. Ma tanto per informazione ho messo le gomme a 2,3 davanti e 2,7 dietro, un po' più basse rispetto a quello consigliato da libretto, perché vedo che mi trovo meglio, hanno più tenuta di strada. E comunque le gomme hanno la bellezza di 13.678 km, gomme di primo equipaggiamento, mai tolte, mai cambiate, e ancora ce n'è parecchio. Ma che bello qua, pianura, montagne, bellissimo, e ancora ce n'è davanti sono a metà, ce n'è ancora, e dietro secondo me un altro buon 20%. Abbiamo provato sia sul bagnato che sull'asciutto e vanno veramente bene questi Pirelli. Purtroppo l'unico difetto è il rumore in autostrada, sembra una centrifuga. Siamo arrivati, allora questa è la casella Togo, quella che c'è prima, poi c'è questa qui. Poi magari proviamo ad andare da sopra, l'altra volta pioveva, non c'era, che carina questa macchina. E allora noi adesso andiamo lì in fondo, esatto, direttamente.
sono davanti, bisogna vedere anche per il parcheggio, perché è in sarà i cavalli, perché è un po' in salita. Qua ci ha messo la moto. Ok, adesso arriva il cibo, tanto si sono a vedere il panorama. Vi mettete le scarpe? Lì potete giocare senza rompere balle a nessuno. C'è la cucina. Nel frattempo è arrivato il contorno, patate con speck e cappuccio, formaggio e polenta e pastin con polenta. Portate i dolci, crostata di albicocca e panna cotta. Nel frattempo mi sono spostato così ce li mangiamo a fronte panorama. Ok, abbiamo finito di mangiare, ci siamo cambiati, siamo vestiti da spiaggia. Questa volta ci siamo portati il cambio perché è troppo caldo, veramente 28 gradi, comunque c'è caldo. Qui ci sono i cavalli, qua c'è il nostro cavallo. Adesso andiamo a fare una passeggiata nei dintorni, Ostrom e l'altra Elfantic 125. Allora, questo credo che si vede. Prima mi sono dimenticato di attivare lo stabilizzatore, purtroppo. Guarda che belli, quelli sono asinelli. Mi sono dimenticato di portare gli occhiali da sole oggi, purtroppo, per l'inquadratura da cinema. Adesso proviamo ad andare fino alla sopra. Questo è il museo partigiano. Rifugio Cavisentin. Ecco, questo credo che voglia dire 1 ora e 40, 2 ore e 30, 40 minuti Revine a piedi. Ciao Ciccio, è bravo. Ah, bravo, bravo. Siamo tornati indietro a prendere il cappello perché mi sono dimenticato gli occhiali e ci è venuta voglia di fare un po' di trekking. Muniti di cappello e attrezzati, torniamo. Prima eravamo lì, andiamo su. Questo per far capire l'inclinazione, altro poi ci siamo. Ecco il maggiolino, si nasconde. Case qua. Sì, spettacolari. Adesso torniamo giù, andiamo dove c'era quel signore col cane, saliamo lì e facciamo il giro così. Oppure andiamo avanti per di là, vediamo un attimo. Bene, siamo tornati alla base, adesso saliamo per di qua. Andiamo avanti un po'. Agriturismo Casale Avezza, torniamo all'agriturismo, andiamo avanti.
Cosa vuol dire? Non essere abituati a fare passeggiate in montagna. Farfalla che ci insegue, ci accompagna. Buongiorno. Gina. Ciao bella. Come si chiama? Gina. Gina, ciao Gina. Ciao. Grazie. Guarda che grillo. No. Sentite quanti grilli che ci sono. Stanno amoreggiando. Allora in moto è bellissimo andare a farsi i giri, però riuscire a combinare le due cose, moto e trekking, non è male. Infatti l'idea prossimamente prendo almeno una valigia rigida, magari la metto a sinistra per fare da baricentro con la marmita che è dall'altra parte, e così possiamo mettere le tute dentro la valigia se portiamo le scarpe da trekking, che queste qua non sono proprio il massimo. E anche Giulia ha le scarpe lisce. L'hai visto tesoro? Questo doveva essere una pozza. Oh, qua Povia delle Prealpi Trevigiane e Bellunesi, le strade per andare a cavallo. Cima Tozzo. Quindi se saliamo qua andiamo a Cima Tozzo. Guarda che bella quella casetta lì. Com'è la situazione? Lì in fondo ci sono delle montagne stupende e non si vedono molto in video. Ora perché sta registrando in 4K? Nel frattempo siamo arrivati qui. Oh, ecco. Guarda, guarda. Sì, le rane. E qua un po' di insegne. 20 minuti a piedi. Proviamo? Proviamo. Giulia si accorge che ci sono queste ghiande e quindi anche gli scoiattoli che le mangiano e fanno il buco. Vero tesoro? Sì. Sì, lo prendono con piccole zampette e così. Sono carine. E se le mangiano. Qua abbiamo tutta una serie di piante, i pini. Che bello qua. Qua finisce questo pezzo di strada, chiamiamola asfaltata, e ritorniamo sullo sterrato. Gli si è spezzato un ramo. Peccato che il video non registri il fresco che si sente all'ombra, i profumi del bosco. Meraviglioso. Si viene in mezzo alla natura, ci si ricarica tantissimo. Tutta la settimana di stress al lavoro, di monitor, poi si viene qua e proprio si ritempra. Dicono che gli alberi assorbono energia positiva sia dal basso, dalle radici, che le assorbono dall'alto, e quindi quando si sta vicino a un albero, addirittura che c'è chi lo abbraccia, ne trae le vibrazioni positive. Vero tesoro? Ma poi ogni tanto la Giulia raccoglie, ma attenta che sono bacche velenose, restiamo qua con la schiuma alla bocca. Ma dovrebbero essere, ne ho mangiato anche io una prima. Lamponi. E lamponi, eccone qua uno. Lampone. Lì ci sono anche le biciclette. Volevo fare la ripresa del bosco. Questi due tronchi non sembra che si stiano abbracciando. Così, sta vena romantica oggi. Ma che forte. Ovviamente abbiamo sbagliato strada perché sarà mezz'ora che camminiamo ed è tutta in discesa, quindi invece di andare su stiamo andando sotto il livello del mare. Allora sono le 4:20. Adesso torniamo al bivio, vediamo che ora arriviamo perché ora è tutto in salita e poi proviamo a salire ancora in caso. Bene, sono i 44 e siamo tornati al punto di partenza, al bivio. Cosa vuoi fare? Destra o sinistra? Destra. Non vuoi che andiamo alla Malga o Valmorel?
proviamo ad andare di qua. Siamo arrivati qui un minuto dopo. Abbiamo trovato questo spiazzo ultra ben curato. Andiamo a vedere lì, il prato inglese. Guarda che forte la casa dentro la montagna, dentro la terra. Ah, che carina. Visto, amore, tanto bella. Cioè, devono averla messa a posto. Si sta scaricando la batteria. Super. Raga, la panca lì. Non si mette qua al picnic. Bello. Adesso ci riposiamo 2 minuti e poi si riscende. Non so se si vede, ma si chiama Casera Grava. Casera Grava. Belli fiori. Anche lavanda. Guarda che ragno, amore. Oh. Pessimo. Enorme. Bene, direi che per oggi la gita è volta al termine. Adesso scendiamo e torniamo alla moto. Ci sono 2 parapendili, infatti oggi c'è parecchio vento e quindi giustamente ne hanno approfittato. Vediamo se passano qua sopra. Aspetta che mi fermo. Diciamo che se avete superato la soglia dei 40 e non è il caso di Giulia e vi piace un po' di trovare un po' di pace e relax, quindi non tanta confusione in montagna, questi sono posti magari più tranquilli, quindi non c'è tutto quell'afflusso che magari si può trovare nei weekend o nelle giornate di festa, tipo il 15, per esempio a Ferragosto siamo andati al Monte Pizzocco e c'era il delirio. Qui non c'era praticamente nessuno, nonostante sia sabato, si è immersi nella natura senza tanta confusione. Ok, e qua stiamo tornando, abbiamo fatto anche un po' di trekking, adesso torniamo verso casa, un'oretta, e per oggi abbiamo dato. Un attimo che mi devo concentrare per la chiusura del video, arrivano lanciati. Aspetta. Ok, va bene, allora visto che ci siamo, la facciamo anche in discesa, dopodiché finisce il video. Quindi per chi è arrivato fino a qua, anzi aspetta, facciamo così, per chi è arrivato fino a qua diciamo che il grosso della giornata è stato fatto, e quindi spero che il video vi sia piaciuto. Se volete vederne altri, in caso iscrivetevi pure al canale, mettete un like e noi ci vediamo al prossimo video. Per chi rimane qui con noi, non stoppo la videocamera e facciamo la strada dell'andata, la facciamo in discesa al ritorno. Non metterò musica e quindi si sente il suono dell'escape che scoppietta, perché quando siamo in discesa, anzi mettiamo una terza con marce basse, scoppietta di solito. Adesso non sta scoppiettando. E quindi sì, per concludere, ciao a tutti e alla prossima. Senti come scoppietta, bellissima. Ecco, quando vai dritto premi il freno dietro, quando stai per andare lungo prendi paura, invece di lanciarti su per il dirupo o dietro il guardrail, poco freno dietro per avere il controllo, ed è come se ci fosse una fune che ci tira. Questo l'ho visto in qualche altro video, ma non so se sia vero o meno, però in effetti funziona rispetto a prima. Poi quando non si vuole scalare, eventualmente frizione. Baita nell'U. La strada non è proprio larga, quindi occhio, perché se arrivano macchine può essere un problema. Guarda com'è pennella, ecco qua poteva toccare tranquillamente, però purtroppo l'escape quando tocca la pedalina la moto salta, perché si piega, però in un senso che non ha molto senso. Si piega tipo in verticale invece che longitudinale.
cioè perpendicolare, ecco, quindi meglio evitare, soprattutto in due. Comunque abbiamo chiuso le gomme, le STR, e sinceramente non so nel prossimo treno di gomme se mettere una Pirelli Scorpion Trail invece dell'STR, e mi sono trovato benissimo. Guardate che panorama, mi sono trovato davvero bene, mai trovato così bene con delle gomme moto. Però in autostrada, ragazzi, è un fanno rumore e vibrano tanto. Secondo me lo sterato che facciamo, per lo sterato che facciamo vanno bene anche le gomme slick o le trail, che sono una via di mezzo. Però quando lo sterato inizia a essere in salita e la gomma non fa presa, può essere un problema, soprattutto se c'è bagnato. Mi piacerebbero anche le gomme mi pare che siano della Continental, le Anaki, come disegno, fuori strada, però gli intagli secondo me non creano tutto il rumore che fanno le Pirelli, le STR. Adesso qua purtroppo abbiamo il ciclista che si sente Superman e quello davanti che va piano, se no superavamo. Invece di stare a destra stai in mezzo proprio per non far passare. Ma è così. Guarda che roba. No, incredibili, incredibili, incredibili. Ma dico io, ma dove vuoi andare? Bene. Occhio che c'è il giardino, più che giardino c'è sporco, brava segatura. Abbastanza ripida la strada. Stamattina abbiamo fatto l'autostrada a 100 all'ora, 115 come dicevo all'inizio del video, e consuma veramente poco la moto. Infatti avevamo, non so se 6 tacche, 5, ce ne sono ancora 3. Bello bello il giretto. Guarda che discesa, insomma.
Senti lo scoppiettamento. Dopo, arrivati a casa, faccio vedere la gomma, perché l'altra volta ho visto che l'abbiamo chiusa, però volevo farlo notare. O chiusa o quasi chiusa, non so se manca un millimetro. Anzi, lo vediamo alla fine di queste curve, perché poi succede che magari in pianura l'asfalto si disegna sopra e quindi lascia la scia come se non fosse chiusa. Cosa non difficile da spiegare. Faccio prima adesso che appena arriviamo giù, non subito, appena trovo uno spiazzo, vediamo. E non volevo farmi prendere dai furgoni, sinceramente, così orgoglio pilota. Madonna, quanto mi piace sto scoppiettamento. Ridotto della cuffia. A Giulia piaceva il borgo che abbiamo passato prima, però ecco, adesso andiamo a sinistra. Va bene, per chi è arrivato fino a qua saluto e ci vediamo alla prossima. Salutare anche tu, amore, vuoi salutare? Sì? Qui ho acceso un attimino perché, come di consueto, in galleria mi piace vedere il cruscotto, un po' di colori.